Corti, allora, che partita è stata dal tuo punto di vista? Tu sicuramente hai messo molto impegno, però il risultato alla fine ha premiato il Mestre. Sì, allora è stata la partita che ci aspettavamo, una partita dura in cui la squadra avversaria appunto anche lei cercava di giocare bene e abbiamo fatto il massimo, abbiamo dato il massimo per cercare di appunto raccogliere i frutti. Poi nel calcio non sempre si raccoglie tutto quello che magari si vorrebbe. Parlando invece della stagione in generale, che cosa ci puoi raccontare? Fondamentalmente quello che posso raccontare pensando da dove arrivo, perché sono arrivato da 6 mesi fermo dopo Olbia in cui ho lavorato, e quindi fondamentalmente posso essere solo contento di questa stagione, di quest'annata e del Portogruaro, che appunto mi ha dato la possibilità di esprimermi, e quindi fondamentalmente alla fine sono contento di quello che abbiamo raccolto. Adesso fisicamente come stai? Adesso fisicamente sto bene, penso che un po' si è anche visto, posso sicuramente far meglio perché si può sempre far meglio e niente. Quali sono stati i momenti più belli e quelli, non dico più brutti, meno belli, ecco, più critici forse di questa stagione? I più belli sicuramente che mi ricordo quando abbiamo vinto tutte e due le gare con le Dolomiti. Magari un po' più critici quando abbiamo fatto un filotto diciamo un po' negativo, magari solo di pareggi e la vittoria tardava ad arrivare, però abbiamo continuato a lavorare sempre bene e cercare appunto di dare il massimo, e poi abbiamo raccolto appunto quello che abbiamo seminato. Di solito siamo noi giornalisti che diamo i voti a voi giocatori, invece ti chiedo, per la tua prestazione per quanto riguarda l'annata o per quello che hai potuto giocare, che voto ti daresti? Allora, come dicevo prima, se devo fare un'analisi oggettiva mi darei un 7. Se invece devo fare un'analisi pensando da dove sono arrivato, quindi dai cantieri a lavorare eccetera, mi do un 8, perché appunto non era scontato, non era scontato.